Nelle puntate precedenti I Tuppettiri. La birra è importante in questi momenti. In questi momenti, Vincenzo, non puoi rinunciare alla birra. Non lo puoi fare! Igers Catania, Igers Sicilia, Igers Mondo, voglio! Ragazzi, guardate. Guardate. Guardate e basta. Oh, ficcate dentro, non fulano. Che cosa ordiniamoci? Siamo Vincenzo Faro, Luca Barone e Antonio Licciardello. No ragazzi, per oggi niente sigla. In questo episodio si parte così. Il conte Ruggero diede mandato ad un suo, diciamo, amico, perché poi lo aveva anche amico, che di professione era geografo, astronomo, matematico, di provvedere a realizzare una planimetria delle coste siciliane e di chilometrare la costa siciliana, ma anche l'interno della Sicilia. E questo grande scienziato, noi lo chiamiamo per facilità di linguaggio Edrisi, ma il nome arabo era Muhammad Youssef al-Drisi. Edrisi, il vero antenato dei Tuppettiri, colui che prima di noi, prima di tutti, capì l'importanza della terra siciliana su cui poggiava i propri piedi. Questa persona speciale, che adesso conoscete anche voi, avrà speso anni nella ricerca e nella documentazione della Sicilia. Ed è per questo che il viaggio che noi Tuppettiri abbiamo intrapreso assume un valore del tutto nuovo, quello di ambasciatori della nostra terra per i siciliani e per il mondo intero. Il viaggio continua, ragazzi, per voi siciliani e per Edrisi. Stiamo dirigendo verso le cascate del Catafurco. Allora ma lo vizio. Allora il mare è un viziaccio. Allora, le cascate e laghi sono sempre... Raga, ma hanno un viziaccio qua. Mi ricorda tanto il lago Maulazzo in pratica. Ci vuole un posto e track. He's gonna get ready for the 8-pack. He skies it, gets it straight up in the air. Praticamente le cascate sono a 3 km a più, ma che ci possiamo vedere 3 km a piedi. Quando? Ti piace? Sei pazzo? Ti piace se ci riusciamo a fare tipo... Vincenzo oggi mi sa che ha sbattuto la testa. 3 Ragazzi, km a allora, piedi con valigie e tutto. Insolazione. Tu sei pazzo! Guardate. No, senza sta jeep come ci arrivavamo qua sotto? Vabbè, questo è un servizio che offrono che comunque è ottimo. Lo puoi riaprire in un secondo? Allora, questa qui è la nipotetta. Una volta ci facevano l'olio e chiudevano le ferite. Questo qui è l'origano, il bianco. No, questo è il viola. Viola. Questo qui è il viola, però ancora si deve fare. Vedi il latte che fa? Sì. Con questa pianta una volta la buttavano nei fiumi, siccome è orticante, si chiama unchiamane in Sicilia. La buttavano nei fiumi, i pesci erano irritati da questo latte e uscivano fuori dall'acqua. E ragazzi, per fortuna esiste il servizio navetta del chiosco della cascata. Ci ha accompagnato lungo il tragitto il grande Francesco, che salutiamo. Vedete che è rosso? Qui si chiama Rocca Rossa perché appunto il terreno è rosso e ci sono anche fossili e ammoniti. Lei è la petagna. La petagna è una pianta preistorica in via di estinzione e riesce a sopravvivere in luoghi incontaminati, quindi dove c'erano sorgenti
di acqua purissima. Quindi tutta questa acqua che voi vedete che gocciola è tutta acqua pura, buona. Dai, ce la puoi fare, Vincenzo. Tu sei l'uomo dalle 1000 sofferenze. Antonio che non porta niente. Antonio sta facendo le riprese, Antonio. Saluto Antonio! Avanti, forza. Dopo questo sentiero di circa 400 metri, i tuppettiri si trovarono finalmente dinanzi a ciò per cui erano partiti, le cascate del Catafurco. Paradise, every time she closed her eyes. When she was just a girl, Ho freddo! Sto she morendo! expected the world, but it flew away from her Ok, fallo entrare. and bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. And she's a paradise, 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 Ragazzi, un'esperienza davvero magica che consiglio a tutti di fare almeno una volta nella vita. Sì, finalmente dopo tanto tempo un cin cin come si deve. Ragazzi, birra scialla! Cin cin! Alla salute! Io vi direi Iniziare. poesia. Bene miei cari tuppetteri, a questo punto del viaggio si unisce alla nostra pazzaciurma un ragazzo che molti siciliani conoscono già. Sto parlando di Mirko Mannino, con il quale abbiamo girato alcuni tra i luoghi più caratteristici tra Enna e Caltanissetta. Oh ragazzoli, andiamo alla torre di Federico. Sartignoli. Ci sono un sacco di cose. Forse Tipo dice il vulcano, della cucina di Efesto, dove vivono tipo i ciclopi. stanno parlando di cose ciclopiche. Sta vedendo molte scale anche il mitico Mirko. Wow ragazzi, eccola la torre. Attaccavo la GoPro sulla macchina, quindi fermavo la macchina, mettevo la GoPro sulla macchina, guardavo se lo schermo era, se l'orizzonte era dritto così. Qui abbiamo Luca che si prepara Ha un FPV estremo. Vai, svolazza mio caro. Aspetta che se gira bravo, perfetto così. Ok, sono in rec, vai, puoi camminare, puoi girare attorno, ti fai la ripresa. Vai Mirko, sei il nostro orgoglio. Fai rec, vieni insieme a me, guarda. Mentre mi muovo, anche se lo mando fuori centro, stai vedendo? Lui continua a tracciare. Lo segue. Me lo tiene sempre a fuoco.
siamo arrivati. Siamo arrivati finalmente a Caltanissetta, è la prima volta che metto piede qua, tra l'altro. E quindi adesso dobbiamo scoprire il castello di Pietrarossa, che devo dire che mi incuriosisce. Interessante qui a Caltanissetta è il castello di Pietrarossa, una struttura presumibilmente di età bizantina, sebbene vi siano comunque teorie che questa fortezza fosse stata costruita in tempi ben più antichi, quando quest'area della Sicilia era popolata dai Sicani. Il nome è davvero curioso, Pietrarossa, e si pensa che questa parola derivi dal colore dei mattoni che rivestivano originariamente le mura e le torri, di cui adesso è rimasto qualche rudere. Il castello si snodava originariamente su 3 livelli ed era costituito da 3 torri, 2 laterali e una centrale, la più grande, di cui sono rimasti pochi resti. Cosa curiosa è che per via della sua posizione si pensa che questo castello fosse in comunicazione con il castello di Pietraperzia, non molto lontano da qui, nel comune di Pietraperzia, in provincia di Enna. Ebbene, le tappe dei Tuppetteri hanno toccato la Torre di Federico, il castello Pietrarossa, e lungo il tragitto hanno incontrato anche la fortezza del castello Lombardia. Tuttavia, la loro meta non è un monumento, è il monumento. Lo abbiamo trovato, ragazzi. Il Sacro Graal dei Tuppetteri. Dove? In un paesino dell'entroterra siciliano, Monte d'Oro. Abbiamo trovato una guida di fortuna con la Vespa azzurra che ci sta accompagnando. Vai, ragazzo in Vespa, guidaci. Il ragazzo in Vespa ci porteranno sto vaso di Pandora. Vincenzo, lo abbiamo trovato. Quelli c'hanno delle informazioni totalmente errate. Non c'entrava niente su dove ci stavano mandando. La punta della montagna è stata raggiunta. Siamo a 2900 miliardi di metri dal mare. Ebbene, facendo delle ricerche sul web, ci siamo imbattuti in questa statua che rappresenta per noi la strada maestra per proseguire il nostro viaggio non solo in Sicilia, ma nel resto del mondo. La nostra intenzione è quella di far conoscere le nostre tradizioni ovunque. E voi ci farete compagnia in questa avventura. Noi adesso ci troviamo a Monte d'Oro, in provincia di Caltanissetta. Curioso è che qui vi è un monumento a forma di trottola. La trottola qui in Sicilia cambia termine dialettale a seconda dell'area geografica. Si passa da strummola a ciuppetto fino ad arrivare a paloggio. L'origine però è la medesima. Tramandata come gioco dai greci, che originariamente si chiamava paleo o turbo, è arrivata fino ai tempi nostri, tramandandosi di generazione in generazione. Interessante che nel corso della storia diversi scrittori ne fanno menzione, come per esempio Omero nell'Iliade, Virgilio o anche lo stesso Dante e Boccaccio. Quindi qui a Monte d'Oro vi è questa bellissima statua a forma di trottola, come elogio alla cultura e alla tradizione siciliana. E voi al vostro paese come lo chiamate?
Dove può portare la creatività? La sete di conoscenza? La risposta è da qualche parte. È proprio lì, da qualche parte, che continua il viaggio siciliano dei nostri cari amici Tuppetteri. No, però figo. C'è Vincenzo che è emozionato perché davanti a un tuppetto gigante sul dito. Ragazzi, che gira. Immaginate l'emozione di fare girare questo tuppettero che è più pesante della Lo testa. faremo girare per la rete. Per la rete. Bella questa. La gemma dell'infinito è stata inserita. Edrisi l'antico vi augura buon viaggio, cari Tuppetteri. Rendete fiera la vostra terra agli occhi del mondo. Allora, Vuole 2, 1, via.